Si può partire ora con la quarta corsa. Ricordo che non è partente Bonnie Cab, lo schieramento 1 Brufenoil, 2 Brothers, 3 Bell Breed, 4 Beautiful LP, 5 Bassù ZS, 6 Beethoven Griff, seconda linea 7 Brendas, 9 Bowie, 10 Boom Sì. Pronostico che vede Beautiful LP favorita. Partenza proprio Beautiful LP lanciata da Lorenzo Baldi, mentre ha sbagliato invece Bell Breed. Beautiful LP veloce, conquista la testa su Beethoven Griff che rimane invece all'esterno e ora cerca di portarsi alla corda. Intanto molto veloci i primi 200 metri in 14,1 da parte di Beautiful LP, che però sbotta di galoppo. Dopo 4, neanche 300 metri di gara Beautiful LP conquistato il comando. È riuscito a uscire indenne dalla curva, ma ha sbagliato. E così Beethoven Griff si ritrova al comando nei confronti di Bassù ZS. 28,8 i 400 iniziali. Intanto cavalli al completamento dei primi 600 metri di gara, con la rottura anche di Brothers. Numero 2 Brothers 45,4 per i 600 metri iniziali. Guida quindi Beethoven Griff nei confronti di Bassù ZS. Corsa fin qui che ha avuto diversi cavalli in difficoltà meccanica. Terza posizione per Brufenoil, mentre all'esterno cercano di avvicinarsi Boom Sì e Bowie. 1 minuto e 8 decimi per gli 800 iniziali, con in vantaggio sempre Beethoven Griff che completa il chilometro in 1:16,5. Seconda posizione per Bassù ZS, poi Boom Sì che cerca di avanzare mentre sbaglia Bowie. Numero 9 Bowie, e siamo a 500 scarsi dal palo, con Beethoven in vantaggio, Bassù in seconda posizione. All'esterno si impegna Boom Sì, frazione ora in 14,8 con la quale cerca di tenere a distanza gli avversari Beethoven Griff. E intanto c'è ora dalla seconda posizione sposta Bassù ZS mentre cala Boom Sì. Completamento della curva e ingresso addirittura con in vantaggio Beethoven Griff. Sprinta bene all'interno Brufenoil, all'esterno anche Brendas, ma è imprendibile. Beethoven Griff vince bene nei confronti di Brufenoil, mentre al terzo finisce Brendas. 1:15,8 con 30 ancora a chiudere per Beethoven Griff. Nicola Salacone in salchi e al training. La quota di controfavorito praticamente di 2,94, 3 a quota fissa per Beethoven Griff, che continua a correre bene. L'ultima volta aveva sbagliato, ma in precedenza aveva già vinto e si era piazzato più volte nell'ultimo periodo, a conferma di un momento di forma davvero molto molto valido.